Oggi parliamo di comparazione preventivi. Ciao, sono Davide Marcomini e nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore, fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Come dicevo poco fa, nel video di oggi vorrei parlare di comparazione preventivi. Questo perché qualche giorno fa ho avuto uno scambio di opinioni con un utente del gruppo che amministro. Questo utente si chiedeva perché dopo aver chiesto 3 preventivi a 3 professionisti avesse ottenuto 3 risposte completamente diverse. Nel cercare di rispondere a questo utente del gruppo ho sottolineato come il professionista che esegue il preventivo, che esegue l'offerta, debba innanzitutto effettuare l'analisi del rischio, alla quale seguirà un'offerta, un progetto di installazione per un impianto con il livello di prestazione adeguato a quel livello di rischio. Di grado di rischio e di livello di prestazione abbiamo parlato spesso nel canale, tuttavia non è chiaro in modo particolare all'utente come fare a districarsi in questo mondo che è così, passami il termine, fumoso, perché se chiamo diversi installatori e ho tutte risposte diverse è abbastanza evidente, è abbastanza sotto gli occhi di tutti che non c'è una regola ben precisa. E allora andiamo a cercare di fare chiarezza per quanto mi sia possibile in una chiacchierata veloce qui nel canale. Innanzitutto io sono l'utente e ho necessità di mettere in sicurezza un'abitazione. Contatto 3 installatori di sistemi di sicurezza. Questo è probabilmente il primo gradino che devo superare, ovvero chi è l'installatore di sistemi di sicurezza? Diciamo che innanzitutto in Italia l'installatore di sistemi di sicurezza non esiste. Questo potrebbe essere il primissimo scoglio da superare. Perché? Perché l'installatore di sistemi di sicurezza di fatto è un elettricista in possesso delle lettere A e B per poter realizzare impianti elettrici ed elettronici. Quindi non ha apparentemente specifiche competenze, specifiche conoscenze in materia. Banalmente, un elettricista che va al banco del materiale elettrico e acquista una centrale, qualche sensore, può fare un impianto di allarme e farne la dichiarazione di conformità. Questo è sotto gli occhi di tutti e questo è ciò che dice la legge, ciò che specificano le norme in materia in Italia. Quindi, non essendoci delle norme prestabilite, delle norme ben chiare, come può l'utente tutelarsi da questo? Beh, allora, qui, come dicevo, l'ambito si fa parecchio fumoso perché molti di questi installatori, molti improvvisati anche se vogliamo, sfruttano proprio questa poca chiarezza delle leggi, delle norme in Italia per farne il proprio gioco. Un vecchio proverbio dice che ogni mattina si alzano un furbo e un fesso. Se si incontrano, di sicuro fanno l'affare entrambi. Questo è ovviamente un proverbio, ma che cosa significa? Significa che c'è sicuramente chi sfrutta l'anomalia, la carenza legislativa in materia e chi si lascia abbindolare da costoro. Quale potrebbe essere quindi il sistema
per comparare 3 preventivi per realizzare un sistema antifurto. Il modo più chiaro, il modo più limpido, trasparente possibile, quello che io consiglierei a chiunque dovesse avventurarsi in un'impresa simile, specie se ha dei dubbi e specie se parliamo di impianti di un discreto valore economico, la soluzione potrebbe essere quella di rivolgersi ad un professionista esterno, ovvero un perito elettrotecnico specializzato in sistemi di sicurezza, che conosca ovviamente e che possa dimostrare di conoscere le norme, le leggi in materia, e dovrebbe essere costui a realizzare per conto mio, per conto del cliente, l'analisi del rischio e redarre un progetto, una relazione tecnica dalla quale scaturisce il livello di prestazione di quel sistema e ovviamente, naturalmente, l'elenco delle apparecchiature da utilizzare. Solo sulla base di questo l'utente poi può dare questa relazione a tutte le aziende che desidera ed avere e ricevere un numero di preventivi pressoché simili, non identici ovviamente, perché sarebbe un bluff che il tecnico mettesse marca e modello di ogni apparecchiatura. Questo non si può fare, non sarebbe corretto farlo, anche se c'è chi lo fa, ma a quel punto parliamo di un progetto blindato, deve essere fatto con quella marca, con quei prodotti. In genere non è mai ben visto un progetto di questo tipo. Tuttavia non si esclude che non sia possibile farlo. Diciamo che la soluzione migliore potrebbe essere quella di citare le caratteristiche di massima di ogni prodotto, sulla base delle quali poi gli installatori, le aziende interpellate debbano realizzare la propria offerta economica. Attenzione, non è finita qui. Al termine dei lavori lo stesso perito, la stessa persona che ha progettato quell'impianto dovrà verificare che le opere, che l'impianto sia stato realizzato secondo i dettami del suo progetto. Solo allora, e sottolineo solo allora, il cliente potrà avere la certezza che tutte le offerte possano essere simili e nessuno di loro si inventi una soluzione diversa. Questo perché? Abbiamo citato la ormai famosa analisi del rischio. Qualsiasi installatore deve fare l'analisi del rischio per poter fare un'offerta, ma innanzitutto diciamo che l'analisi del rischio, diciamo che la norma mi permette di realizzare un impianto di un determinato livello di prestazione in modi differenti, in 2 o anche 3 modi differenti a seconda dell'ambito e a seconda del livello di prestazione. Quindi se abbiamo 3 modi diversi per realizzare lo stesso livello di prestazione, io ho chiamato 3 installatori, potenzialmente posso ricevere 3 preventivi diversi, 3 offerte differenti di 3 impianti apparentemente dissimili tra loro, ma senza necessariamente che questi non rispettino la norma o non rispettino il livello di prestazione. In seconda analisi, ahimè, e spero che questo possa invece accadere sempre meno, ci sarà sempre chi farà un preventivo tanto per fare, che ti dirà vocalmente, verbalmente di rispettare le norme
e di fare un impianto di livello di prestazione adeguato, ma potrebbe non capire nulla di quello che ti sta dicendo, perché c'è tanta gente, ahimè, che fa questo mestiere che non conosce le norme o che addirittura le disconosce. Quindi attenzione, perché l'ambito è abbastanza complesso, incasinato, se mi passi il termine, e quindi capisco molto bene che sia difficile uscirne senza le dovute conoscenze e competenze. Per questo continuo sempre a dire e a scrivere che deve essere l'utente, quindi l'utilizzatore, l'acquirente in questo caso, a raccogliere le dovute informazioni. Dovrà essere lui a scoprire che cosa serve e come devono essere fatti questi benedetti impianti, perché ahimè l'offerta è tantissima e non sempre corretta. Spero di averti dato delle informazioni utili anche in questo video. Ringrazio tutti coloro che si iscrivono al canale e mi incoraggiano ad andare avanti in questo progetto. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti i video che andrò a pubblicare in futuro. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!